Il Napoli pensa di ingaggiare subito Lukaku senza aspettare Osimhen. Ciao tifosi del Napoli, se sei nuovo qui sul nostro canale, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie, andiamo al video. La priorità di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis è l'acquisto di una punta centrale titolare. D'altronde, anche nelle amichevoli giocate finora dagli azzurri, la principale lacuna dei partenopei è emersa in maniera significativa: la mancanza di un centravanti di una certa importanza. Giacomo Raspadori sembra a disagio in questo ruolo, Khedira e Simeone non convincono appieno l'allenatore. Inoltre se ne va Victor Osimhen, l'attaccante della squadra. Luca Marchetti, nel suo intervento ai microfoni della redazione sportiva di Sky, ha fatto il punto su Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Il Napoli sta valutando seriamente la possibilità di portare Lukaku in rosa ancor prima della cessione di Osimhen, affinché Conte inizi a lavorare. Il club partenopeo è consapevole che Osimhen non sarà l'attaccante della prossima stagione. Il Chelsea non scende sotto i 35 milioni di euro, ma il Napoli arriva a quei valori. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Lukaku è bene o no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale Forca Napoli.